In 30 secondi è arrivato una tromba d'aria, zona catena Castrette, dove appunto si è battuto su un albero in un parco giochi. Per fortuna nessuno si è fatto male, nessun danno a persone e a cose, e adesso mi hanno detto che nella zona di Castrette c'è stata anche lì una piccola tromba d'aria, sto andando a vedere. Un pomeriggio da incubo in varie zone della Marca, i danni più ingenti nel Villorbese, nel distretto di salute mentale dell'Ulse 2 in via Silvio Pellico, una tromba d'aria ha sradicato la porta d'ingresso che è stata scaraventata a terra. Ha scagliato appunto la porta, eccola là. Certo che per togliere una porta, voglio dire, vuol dire che aveva un'intensità abbastanza forte. 30 secondi di una vera tromba d'aria. Non solo, ma 4 mezzi in dotazione dell'Ulse 2 sono stati letteralmente bersagliati da pezzi di metallo e ferro che sono volati a causa del forte vento, finendo contro le vetture, mandando in pezzo vetri e danneggiando le carrozzerie. Fortunatamente nessuna persona in quel momento si trovava nel parcheggio. I danni sono ingenti. Nella vicina casa di riposo Marani diversi alberi ad alto fusto sono caduti all'interno del parco. Danni anche alle coperture di alcune abitazioni con tegole spostate o cadute soprattutto a Castrette. In via Boccia del 24 un albero è caduto in un parco pubblico e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuoverlo. Un grosso pino ha rischiato di finire sopra delle vetture. E mia mamma è venuta dalla finestra della cucina e ha detto che era caduto il pino, anche perché mia sorella era andata per spostare la macchina giusta in tempo e l'albero è caduto. Le forti raffiche hanno portato via alcuni tendaggi di aziende nella zona industriale, anche un gazebo è volato finendo contro la parete di una ditta, mentre diversi rami si sono staccati dagli alberi e sono finiti sulle strade. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti in diverse zone, maltempo che ha colpito tutta la Marca con pioggia intensa, vento e grandinate in varie località. Colpiti soprattutto i territori di Montebelluna, Signoressa, Drevignano, Paese. A San Biagio una quindicina di minuti di tempesta ha imbiancato il territorio. A Silea e Salgareda campi agricoli devastati, agricoltori disperati, maltempo che in un pomeriggio ha distrutto molte coltivazioni.